partita sicuramente che potrà, senza nulla togliere al team calcio, confermare un po' quelle che sono le aspettative iniziali da parte della Fincantieri. Sanno di avere i mezzi giusti, ma capita di sbagliare qui, ad esempio, perché ottima la conclusione di Tantillo, che dopo uno slalom prova a saltarlo, è stato costretto al fallo. E qui attenzione il cross e poi due volte la traversa, ancora Perez, poi ci prova ancora e c'è il gol, ma c'è fuori gioco secondo l'arbitro, ha segnato Cernigliaro. E qui la difesa si è fatta trovare un pochino scoperta. Tutto legale qui, occhio perché è scappato. Ottima qui la giocata in mezzo a cercare proprio Cilio. Lo stop è buono, ancora Cilio in aria, ci prova un po' scordinato, arriva sul tiro, ma Cottone in calcio d'angolo per la ripartenza. Ancora una volta Catanzaro qui riesce a fare buona guardia da Scurato, si continua. Scurato, è ottima la palla dentro per Cilio. Cilio con l'esterno, non è riuscito a chiudere il pallone. Si rinnova il duello tra numeri 10. Ok, adesso prova a cercare una luce. Qui il pallone dentro, è Scurato che la controlla, ma non riesce. Ancora una volta Fincantieri vicinissimo anche qui al vantaggio. Ancora Catanzaro prova la giocata, si gioca sempre al cerchio di centrocampo. Buono il taglio dentro, ancora una volta la palla è buona, è tutto regolare. E il gol di Scurato che leva un pochino i timori da questa partita. 1-0 in testa in questo momento proprio la Panormus. E qui c'è provato Mistretta, inizialmente non tanto soddisfatto il mister. Qui occhio, il pallone dentro ancora una volta per Scurato che prova, e poi Cilio davanti la porta. Cristian Cilio fa 2-0. Dove non c'è però nessuno, ma guadagna di nuovo la rimessa laterale. Gioca proprio in un fazzoletto di campo. Allora il pallone per Catanzaro che prova di prima a cercare proprio la giocata. Incredibile, il gol al volo è stato proprio col numero 7 Viviano a chiudere questo. Non c'è fuori gioco secondo l'arbitro, non riesce a stoppare. Poi sì, ancora Viviano, si gira il pallone dentro. Occhio perché sono in due Catanzaro, ostacolando forse da Cilio. Per questi ragazzi che fin qui hanno fatto veramente una grande partita. E occhio, il pallone è giocato con l'esterno ancora. Scafidi ci ha provato 2 volte. Ricordiamo, in calcio fin qui sta giocando veramente un'ottima gara. E qui ci prova al volo, è stato proprio Patrizio col numero 10. Viviano trattenuto anche per la maglia, il pallone diventa buono. Occhio perché adesso sono 2, il pallone dentro, non riesce ancora una volta a chiudere. Viene anche un po' meno la voglia di giocare, ma finisce così, finisce 3-0. Allungano ancora una volta, si prospetta un finale di campionato veramente intenso, quello della Fincantieri, che allunga sulle sue inseguitrici.